Eder. McAllister. È evidente che, nonostante le indicazioni fornite da me nel settembre dello scorso anno, la procura non ha fatto praticamente nulla. L'esperienza insegna che la convinzione pregiudiziale che si trattasse di un suicidio ha portato gli inquirenti a trascurare piste alternative. Dopo l'udienza del GIP, le carte dell'inchiesta sono divenute pubbliche, e ciò che mi ha colpito in particolare sono state le immagini del volto della povera Liliana. Perché le lesioni presenti avrebbero potuto essere attribuite ad una caduta. Pertanto, il GIP ha disposto una più approfondita analisi del cadavere, compresa un'accurata verifica del tempo della morte. Inoltre, nel provvedimento del GIP è stato suggerito di ricorrere a nuove consulenze. Da parte mia, ho individuato altre 7 attività investigative utili e sono a disposizione per fornire assistenza in modo da rimediare ai loro errori investigativi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.